Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, cominciamo con il Palermo che continua a vincere, continua a fare bene e inanella il 14° risultato utile consecutivo con la vittoria di ieri per 3-0 sul Sud Tirolo. Il servizio di Marco Gulla. Il Palermo vince nettamente 3-0 contro il Sud Tirolo, mette dentro l'8ª vittoria consecutiva in casa e il 14° risultato utile di fila. Monza e Venezia rispondono alla vittoria dei rosanero che però accorciano sul secondo posto, adesso in mano proprio al Monza e distante 3 punti. La strada che il Palermo ha imboccato è quella che porta dritto in Serie A, vincere e convincere, un mix che la squadra di Inzaghi ha ormai nel suo bagaglio. Anche ieri al Barbera è andata così, dopo alcuni minuti di equilibrio il rigore segnato da Poyampalo ha indirizzato il match verso le bandiere rosanero, poi il raddoppio di Leduaron, il jolly che nonostante la concorrenza riesce sempre a gratificare Inzaghi. E poi il tris di Ceccaroni che con qualche giorno di ritardo si è travestito da attaccante di razza. Il Palermo continua a non subire gol per la seconda gara consecutiva e inoltre segna 3 gol da 5 partite di fila, 15 reti in 450 minuti. Sono contento, è una bella giornata, mi auguro che questo record che insomma in A e B non ha mai fatto nessuno nella storia del Palermo convinca sempre di più i miei ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante, che sono forti e che questo delle loro prestazioni devono diventare la normalità, fare questi risultati. A centrocampo il Palermo ha adesso un nuovo Ranocchia, intraprendente costruttore di gioco. In difesa il punto di forza si chiama invece Ceccaroni. È stata una partita tosta come tante in Serie B, il Sud Tirolo è sicuramente un avversario temibile che lotta su ogni pallone, siamo stati bravi nei momenti decisivi a essere precisi e puntuali e a fare il nostro dovere, a difendere la squadra e attaccare nella maniera giusta. Rosanero domenica all'Adriatico contro il Pescara. Adesso in Serie C, successo per 2-0 del Trapani al Provinciale contro la Cavese, il Siracusa invece giocherà tra poco contro il Sorrento a Potenza. Il servizio. 3 punti di speranza per il Trapani che dopo 4 sconfitte ritrova gioco e vittoria al Provinciale contro la Cavese. Si ferma a 5 la serie utile dei campani, agganciati in classifica dai Granata a quota 28, in attesa di conoscere le decisioni del Tribunale Nazionale Federale nell'udienza del 9 marzo. In campo le motivazioni hanno fatto la differenza. La squadra di Aronica avrebbe meritato il vantaggio già nel primo tempo. Al minuto 35 il portiere della Cavese Boffelli ha parato a Matos il 4º rigore su 7 in stagione. Decisivi cambi di Aronica nella seconda parte di gara. Alla mezz'ora conclusione vincente dalla distanza di Celeghin, uno dei superstiti di inizio stagione. Reazione inconsistente della Cavese. Il raddoppio all'87° con un contropiede di Winkelmann. Difficile capire oggi quanto questo successo potrà pesare sul destino del Trapani, che ancora una volta ha dimostrato orgoglio e tanto carattere. Siracusa ad un passo dal baratro oggi a Potenza contro il Sorrento, senza gli infortunati cancellieri Valente, Bonacci e Panitteri, con il rientro in mediana di Limonelli e Turati squalificato in tribuna, gli azzurri cercano punti sul campo prima dell'imminente penalizzazione che li spingerà in fondo alla classifica. Questa è l'ultima notizia per questa edizione del TG, vi ricordo che l'informazione ritornerà questa sera alle 20 su Antenna Sicilia, allora noi non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Strage di migranti nel Mediterraneo con il passaggio del ciclone Harry, il mare continua a consegnare altri corpi. Nel porto di Trapani oggi una preghiera interreligiosa per ricordare chi ha perso la vita nel tentativo di raggiungere la Sicilia.
Niscemi rischia l'isolamento. L'esercito è al lavoro per riaprire la bretella di collegamento con l'unica strada percorribile. Martedì mobilitazione dei cittadini. Canicattì torna in piazza per la carenza idrica, nasce un nuovo comitato civico e parte una raccolta firme per chiedere trasparenza sulla gestione del servizio. Centinaia di cittadini che hanno aderito all'iniziativa. Nuovo capitolo nell'indagine sui finanziamenti regionali destinati agli eventi nel territorio nisseno che ha portato ai domiciliari il deputato di Forza Italia Michele Mancuso. La procura ha impugnato il provvedimento di dissequestro delle somme al centro dell'inchiesta. A Catania non decolla la pista ciclabile di via Santa Sofia, spesso al centro delle polemiche. Tra lavori di scavo e pericoli sul percorso, i residenti dicono mai vista una bicicletta. Il video del cane catanese che butta la spazzatura in una discarica abusiva finisce sulla stampa inglese e americana. Intanto sui social si scatena l'ironia degli utenti. Calcio in Serie C, il Catania vince con fatica al Massimino contro il Giuliano. Male il primo tempo, molto meglio la ripresa. Decisivo il gol di D'Ausilio. Adesso i due big match in trasferta contro Salernitana e Benevento. Bentrovati. Mentre il mare di Trapani consegna altri corpi di migranti, l'ultimo a Petrosino 2 giorni fa, al porto del capoluogo, oggi c'è stata una preghiera interreligiosa per ricordare quanti sono morti in mare nei giorni del ciclone Harry nel tentativo di raggiungere la Sicilia. Sentiamo Laura Spanò. Oggi il mare antistante alla costa trapanese è un tappeto di fiori e non un luogo di morte. Al mare sono stati affidati dei fiori per accarezzare con dolcezza chi vi giace, per accogliere con compassione e rispetto chi arriverà sulle nostre coste senza più vita. Lo stesso mare che giorno dopo giorno sta riconsegnando i corpi senza vita di uomini e donne morti tra il 14 e il 21 gennaio scorso per il maltempo mentre tentavano di raggiungere la Sicilia. Persone che non devono essere dimenticate, familiari e gli amici di molte delle vittime chiedono di pregare, di restituire loro dignità, di far risuonare il loro grido. È stato diffuso giorni fa l'audio di Aisha, nigeriana, che ha perso 3 sorelle nella strage che c'è stata in mare nel mese di gennaio. Un grido d'aiuto raccolto da Don Mattia Ferrari e Luca Casarini, rispettivamente cappellano e capomissione di Mediterranea, che assieme a un rappresentante del Movimento Popolare dei Migranti con la barca del soccorso civile Safira in servizio con Mediterranea Saving si sono recati in mare per commemorare le vittime. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di chiese di tutta Italia, vescovi, parroci, comunità. Alla preghiera si sono uniti i vescovi di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, con una supplica a Dio affinché i giovani e le giovani travolte dalle onde siano nelle sue mani. L'arcivescovo di Palermo Lorefice parla invece di scelte politiche disumane sui diritti umani, chiedendo di non dimenticare chi ha perso la vita in mare. E adesso a Niscemi, dove ANAS ed Esercito sono al lavoro per garantire collegamenti sicuri. Sono già partiti i lavori sul bypass che collegherà la strada provinciale 11 alla provinciale 31. Intanto arrivano i primi contributi agli sfollati, mentre martedì Niscemi scenderà in piazza per chiedere risposte concrete. GR Italia. Parte dal bypass sulla provinciale 11 la corsa contro il tempo per garantire un collegamento sicuro con Niscemi. L'ANAS sta lavorando a uno studio di fattibilità per nuove strade lontane dal fronte della frana, ma nel frattempo la SP11 resta l'unica via d'accesso al paese dal Nisseno. È stata riasfaltata, ma rimane sorvegliata speciale. 2 semafori intelligenti collegati a un sistema GPS segnalano in tempo reale eventuali movimenti dell'asfalto. Le provinciali 10 e 12 invece sono compromesse in modo irreversibile. I tecnici del tavolo permanente sulla viabilità parlano chiaro, non potranno mai più essere utilizzate. Da qui la scelta di avviare i lavori del bypass che collegherà la SP11 alla SP31 per superare il tratto più esposto in caso di nuove emergenze. L'intervento è stato affidato al Genio Militare. 3 mesi di lavori con turni H24 serviranno invece per rendere nuovamente percorribili le provinciali 32 e 35. Oggi sono poco più che trazzere fangose per 15 km. L'ANAS ha già effettuato i carotaggi, il primo passo verso la messa in sicurezza. Sul fronte sociale arrivano i primi segnali concreti. Da lunedì saranno
verranno liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno per le famiglie sfollate della zona rossa. Le somme, trasferite dalla Protezione Civile regionale al Comune, rappresentano i primi veri ristori economici, ma centinaia di abitazioni restano ancora inaccessibili. E intanto cresce la mobilitazione. Mercoledì 25, a un mese dalla frana, fiaccolata organizzata dal Comitato Evento Franoso. In piazza cittadini, esercenti e comitati si chiederanno risarcimenti immediati, soluzioni sostenibili e una ridefinizione dei confini della zona rossa. Il corteo partirà alle 18 da Largo Giugno, attraverserà la SP12 e si concluderà al santuario di Maria Santissima del Bosco. Un segnale chiaro: Niscemi vuole risposte e le vuole subito. Canicattì torna in piazza per l'acqua. Dopo le proteste per i turni idrici sempre più lunghi, nasce un nuovo comitato civico e parte anche una raccolta firme per chiedere trasparenza sulla gestione del servizio. E sono centinaia i cittadini che hanno aderito a questa iniziativa. La sentiamo nel servizio di Davide Sardo. Canicattì scende ancora una volta in piazza per l'acqua. Dopo settimane di proteste per gli astenuanti turni idrici, nasce il comitato Azione Civica e parte una petizione popolare per chiedere l'accesso agli atti e la verifica dei bilanci di AICA, l'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia. Tantissimi cittadini si sono messi in fila al banchetto allestito nei pressi della villa comunale, una partecipazione compatta, trasversale che punta alla trasparenza. Chi non è allacciato alla rete idrica ed ha la rete idrica, diciamo così, a portata di acqua, a portata di mano, deve fare il contratto. Lo dico di nuovo, deve fare il contratto. Quando però poi AICA, a fronte di questo contratto che è stato stipulato, non fornirà l'acqua e quindi si renderà inadempiente, faremo le azioni civili per quelle che sono previste dalle nostre norme. Il comitato chiede chiarezza sulla gestione del servizio idrico e sui criteri di distribuzione dell'acqua. L'obiettivo è ottenere documenti ufficiali e risposte concrete. L'ARERA ha parlato chiaro, voi ci dovete dare almeno 50-150 litri pro capite al giorno. Se questo non accade, questo non è un servizio, io non ho nessun obbligo a contrarre con AICA e AICA mi deve assicurare l'approvvigionamento idrico, altrimenti entrano altri diritti costituzionali. Una protesta civile ma determinata che potrebbe essere solo l'inizio di un movimento più ampio. A Canicattì il tema acqua resta una priorità e la tensione intanto non si placa. E adesso a Caltanissetta si apre un nuovo capitolo giudiziario nell'indagine sui finanziamenti regionali destinati agli eventi appunto nel territorio nisseno. La Procura ha impugnato davanti alla Cassazione il provvedimento che aveva disposto il dissequestro delle somme che erano appunto al centro dell'inchiesta. Il servizio di Rita Cinardi. Nuovo passaggio nell'inchiesta sui fondi regionali per gli spettacoli nel Nisseno. La Procura di Caltanissetta ha presentato ricorso in Cassazione contro il dissequestro delle somme di denaro nell'indagine che ha portato ai domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. La Suprema Corte avrà ora 30 giorni per decidere se confermare o meno la decisione del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo disposto anche nei confronti degli altri indagati. Secondo gli investigatori, tra gennaio e maggio 2025 si sarebbero verificati 3 passaggi di denaro con consegne da Tricoli a Mancuso per un totale di 12.000 euro. Nel primo episodio si parla di 5 marche, espressione che per gli inquirenti indicherebbe 5.000 euro in contanti, reperiti anche tramite un tabaccaio e seguiti da un incontro in un bar. Gli altri scambi sarebbero avvenuti in zone appartate tra l'area dell'ASP e un'area di servizio. Per l'accusa, quei 12.000 euro sarebbero stati il corrispettivo per favorire l'associazione Gente Emergente, che ha ottenuto 98.000 euro di contributi regionali per eventi di intrattenimento. I magistrati ritengono non credibili le versioni fornite dagli indagati. Ora la parola passa alla Cassazione. Il figlio di un boss posta una scena del film Il Padrino e subito è allarme sociale su una mafia che torna a diventare un modello per le nuove generazioni. Manlio Viola. Il fascino di Cosa Nostra torna prepotente nelle nuove generazioni, un allarme che cresce nella società siciliana e che adesso viene rilanciato da un evento social che crea ulteriore allarme. Protagonista il figlio minorenne di un boss di rilievo ed un post social che il ragazzo ha pubblicato negli ultimi giorni. Si tratta di un frame tratto dallo storico film di Francis Ford Coppola Il Padrino, un'immagine di Marlon Brando, Don Vito Corleone nel film, con Al Pacino, il figlio del boss Michael sempre nel film, un'immagine
L'immagine è accompagnata da una frase che appare come un messaggio. Ho visto mio padre soffrire ma non l'ho visto mai mollare. Tu sei la persona che mi ispira. Ti amo papà. E poi un altro paragone chiaro, una fotografia propria con il padre. Un messaggio che inneggia al fascino di Cosa Nostra. Basti pensare che nella scena precede la storia di Michael Corleone, che diventerà lui stesso un boss succedendo al padre Don Vito. Per gli inquirenti e gli studiosi di fenomeni sociali è solo un passaggio di una grande strategia di Cosa Nostra che, dopo aver archiviato la stagione delle stragi, torna a proporsi come stato alternativo, come ordine sociale, modello a cui ispirarsi, con i boss come potenti di quartiere a cui rivolgersi. Sullo sfondo il difficile tema delle famiglie di mafia, con la legge liberi di scegliere che ha introdotto un sistema che può togliere i figli ai boss, un sistema controverso anche all'interno della stessa magistratura. In Sicilia è boom di assunzioni straniere. Ragusa è la prima provincia, seguita da Catania e Siracusa. Agricoltura, ristorazione e pulizia sono i settori maggiormente interessati. Veronica Barbarina. Ragusa è la provincia siciliana con il più alto numero di lavoratori stranieri entrati nel mercato del lavoro nel 2025. È quanto emerge dall'analisi della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato di Mestre, che fotografa una crescita significativa del 147,5% di immigrati nelle imprese dell'isola. Un trend in linea con il dato nazionale, dove oggi un nuovo assunto su 4 non è italiano. Il primato regionale quindi spetta al territorio ebleo, dove la filiera agricola resta un pilastro produttivo e il contributo dei lavoratori immigrati appare ormai determinante per la continuità delle imprese. Alle spalle di Ragusa si colloca Catania con 7.630 ingressi, seguita da Siracusa e Palermo. A livello nazionale, come in Sicilia, è la ristorazione il settore che assorbe più manodopera straniera, davanti ai servizi di pulizia e all'agricoltura. Una trasformazione profonda del mercato del lavoro che riapre il confronto su integrazione, formazione e politiche di regolarizzazione di un sistema produttivo sempre più multiculturale. A Catania non c'è pace per la pista ciclabile di via Santa Sofia. Il tracciato sventrato per alcuni lavori di scavo presenta anche altri pericoli che incombono appunto su questo percorso. I residenti, tra l'altro, dicono: non abbiamo mai visto una bicicletta. Tonino De Mana. È una pista ciclabile senza pace, con il tracciato spostato per la presenza di un balcone, senza mai aver visto un temerario ciclista, ed ora pure sventrata per lavori di scavo. Succede a Catania, dove per un motivo o per un altro la mobilità sostenibile si trasforma in insostenibile. Al posto del blu, che delimita il percorso riservato alle 2 ruote, prevale ora l'arancione del reticolato per un improvviso cantiere aperto per sostituire un cavo Enel ammalorato. Questo almeno il gergo tecnico dei lavori autorizzati dall'UTU, che ha chiesto rassicurazioni sul ripristino dello stato dei luoghi. Su modalità e tempi si vedrà, ma non c'è fretta, tanto da queste parti non si vede un ciclista. Non è percorsa da nessuno studente, da nessun catanese, non si vede mai un ciclista. La pista ciclabile non è mai servita a nessuno. Io per andare a casa mia qui non posso andare, devo fare il giro dalla via Santa Sofia con la fila sempre. E la pista ciclabile. Ma ha mai visto un ciclista? No, mai. Realizzata per collegare l'università con la metropolitana Cibali, questa pista ciclabile si è subito rivelata un flop. E che dire del palo pendente che incombe sulla curva, dell'immancabile tombino messo in sicurezza, si fa per dire, con alcune tavole di legno, dei sacchetti di spazzatura in bella mostra sui marciapiedi, a sua volta invasi dalle erbacce. In pochi minuti abbiamo visto di tutto e tutto, tranne i ciclisti. Continuano a far sorridere i video del cane immortalato mentre butta la spazzatura in una discarica non autorizzata. I catanesi si scatenano con l'ironia e tra l'altro questa notizia finisce anche sulla CNN e sulla BBC. Lorena Dolci. Continuano le gesta del cane addestrato a fare attività illecite. Eccolo mentre impenna su una ruota nel quartiere San Giorgio.
dopo la pubblicazione sul sito del comune di Catania dei 2 video che ritraggono un cagnolino che butta un sacchetto di spazzatura in una discarica non autorizzata, i catanesi si scatenano sui social con meme esilaranti. Dal cane sul motorino, dalle pagine dedicate alle curiosità catanesi, salta fuori un altro post: avvistato gatto addestrato a spingere il carrello della spesa. La notizia, che evidenzia un episodio di inciviltà, anche se molti propendono per una iniziativa autonoma del cane, fa sorridere, e non solo ai piedi dell'Etna. Foto e video sono stati ripresi e pubblicati anche da siti inglesi e internazionali. Ogni anno, scrive a commento la CNN, si registrano circa 10.000 reati collegati all'abbandono, incendio o interramento di rifiuti. Le multe, spiega l'autorevole BBC, vanno da 1.500 a 18.000 euro. Mentre continua la caccia all'animale e al suo padrone, c'è chi ritiene di averlo scovato. È il leggendario pastore tedesco di Satania, beccato mentre deposita il suo sacchetto in una discarica abusiva dell'Etna, controllata da telecamere. Considerando la quantità di rifiuti abbandonati sul vulcano, dovrebbero esserci torme di cani addestrati. Purtroppo gli incivili hanno solo 2 zampe. Ci fermiamo, una breve pausa, tra poco il calcio con i risultati delle siciliane di Serie C. Parleremo della vittoria del Catania contro il Giuliano e poi naturalmente di tutte le altre siciliane. A tra poco. Ancora ben trovati, adesso il calcio. Il Catania vince con fatica contro il Giuliano, male il primo tempo, meglio la ripresa che insomma viene decisa da Ausilio. Adesso arrivano i 2 big match in trasferta contro Salernitana e Benevento, ma ci racconta la partita Marco Carli. Il Catania viene a capo della pratica Giuliano dopo una partita scorbutica, soprattutto nel primo tempo. 13ª vittoria al Massimino, con la porta nuovamente inviolata e i subentrati nella ripresa ancora protagonisti. Dopo un buon approccio etneo, i primi veri pericoli li crea il Giuliano. De Rosa da fuori area costringe Dini all'intervento. Sulla ribattuta si avventa Peluso che manda al lato. Poi palla filtrante per l'ex Zammarini che da ottima posizione manda fuori. Nel primo tempo il Catania patisce il 4-5-1 in fase di non possesso dei campani, che si ritrovano in superiorità numerica a centrocampo. A inizio ripresa Toscano inserisce D'Ausilio per Quaini, ammonito. Jimenez allarga per Casasola, sul cross dell'esterno D'Ausilio in rovesciata, manda di pochissimo al lato. I rossazzurri sono più convinti e trovano il vantaggio costruito dai nuovi entrati. Bruzzaniti, che aveva rilevato Lunetta, va al cross. Forte, entrato al posto di Dolfini, controlla e ribadisce in mezzo, dove sbuca l'imprendibile D'Ausilio, che tocca in rete per l'1-0. Dopo il vantaggio si ferma Forte, che deve lasciare il campo a Di Noia. Catania in controllo, ma il brivido arriva all'ultimo minuto di recupero. Un tiro cross finisce sui piedi di Marchisano, che da posizione favorevolissima sbaglia completamente la conclusione. Pericolo scampato e triplice fischio finale. Il Catania fa il suo prima della sfida di Salerno, con i campani che ci arrivano dopo la sconfitta interna con il Monopoli. Vince invece il Benevento. Il Catania resta a -5, adesso si gioca tutto negli sconti diretti, prima all'Arechi e 4 giorni dopo al Vigorito. E sentiamo anche il commento a caldo dell'allenatore dei rossazzurri, Toscano. Sì, sapevamo che poteva essere una partita difficile, 4 partite in 10 giorni non è facile. Non abbiamo fatto una delle migliori partite in casa, però ci abbiamo messo il cuore, l'abbiamo voluta vincere, l'abbiamo voluta portare a casa. Giocare dopo 10 partite, in 10 giorni 4 partite e non avere dei ricambi al 100%, soprattutto nella parte nevralgica del campo, dove abbiamo sofferto. Il primo tempo, quando perdavamo la palla, arrivavamo in ritardo nella riconquista immediata e loro ti giocavano a campo aperto e ci hanno fatto correre parecchio, però la squadra è rimasta sempre concentrata, voleva fortemente questa vittoria. Devo fare i complimenti a Giuliano, che è venuto a giocarsi una partita a viso aperto, e noi siamo stati bravi a portare a casa una partita, ripeto, 4 partite in 10 giorni non è facile. Noi dobbiamo pensare a noi, partita dopo partita. Intanto ci stacchiamo un attimo, ho dato 2 giorni di riposo ai ragazzi perché hanno bisogno di stare con le famiglie, di staccare col cervello e di arrivare martedì sera con la testa giusta, perché di allenamenti e di partite ne abbiamo fatte tante. C'è bisogno di allenarsi, c'è bisogno di prepararla bene dal punto di vista mentale, tattico, e di fare una grande prestazione.
Nuova battuta d'arresto invece per il Siracusa in questa 28ª giornata di campionato di Serie C che perde contro il Sorrento con 2 reti che sono state firmate da Sabatani e Sorrento che ha incassato quindi i 3 punti in palio e alimenta la corsa ai play-off, mentre gli azzurri restano ancora al penultimo posto. E adesso invece la Serie B, il Palermo ha giocato ieri, continua a vincere e a fare bene, rosanero che hanno inanellato il 14° risultato utile consecutivo, appunto vincendo per 3-0 contro il Südtirol. Il Palermo vince nettamente 3-0 contro il Südtirol, mette dentro l'8ª vittoria consecutiva in casa e il 14° risultato utile di fila. Monza e Venezia rispondono alla vittoria dei rosanero che però accorciano sul secondo posto, adesso in mano proprio al Monza e distante 3 punti. La strada che il Palermo ha imboccato è quella che porta dritto in Serie A, vincere e convincere, un mix che la squadra di Inzaghi ha ormai nel suo bagaglio. Anche ieri al Barbera è andata così, dopo alcuni minuti di equilibrio il rigore segnato da Poyampalo ha indirizzato il match verso le bandiere rosanero, poi il raddoppio di Leduaron, il jolly che nonostante la concorrenza riesce sempre a gratificare Inzaghi. E poi il triste di Ceccaroni che con qualche giorno di ritardo si è travestito da attaccante di razza. Il Palermo continua a non subire gol per la seconda gara consecutiva e inoltre segna 3 gol da 5 partite di fila, 15 reti in 450 minuti. Sono contento, è una bella giornata, mi auguro che questo record che insomma in A e B non ha mai fatto nessuno nella storia del Palermo convinca sempre di più i miei ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante, che sono forti e che questo le loro prestazioni devono diventare la normalità, fare questi risultati. A centrocampo il Palermo ha adesso un nuovo Ranocchia, intraprendente costruttore di gioco. In difesa il punto di forza si chiama invece Ceccaroni. È stata una partita tosta come tante in Serie B, il Südtirol è sicuramente un avversario temibile che lotta su ogni pallone, siamo stati bravi nei momenti decisivi a essere precisi e puntuali e a fare il nostro dovere, a difendere la squadra e attaccare nella maniera giusta. Rosanero domenica all'Adriatico contro il Pescara. Facciamo un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, una Ferrari si è schiantata contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela, in provincia di Caltanissetta. I 2 giovani che erano a bordo della vettura hanno riportato ferite. L'auto ha completamente divelto il parapetto. I 2 sono stati portati in ospedale al Vittorio Emanuele, ma non sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nello stesso punto del lungomare nel quale martedì scorso ha perso la vita il 29enne Fabio Toscano. E noi ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata e una buona domenica.